Ancora incendi e devastazioni sull'isola, a Messina Canadair in azione sui colli San Rizzo, paura per vigili del fuoco e forestali dopo l'esplosione di alcuni ordigni della Seconda Guerra Mondiale, per fortuna senza conseguenze. Il servizio di Duilio Calarco. La situazione è di attenzione, non è una situazione particolarmente complessa rispetto agli eventi che abbiamo avuto il 24, 25 e 26 luglio, però è una situazione che stiamo attenzionando anche perché c'è parecchio vento e quindi questo potrebbe alimentare ancora di più le fiamme. Raccuia, Furnari, Gioiosa Marea, Ficarra, Sant'Agata di Militello, Mazzara Sant'Andrea, Francavilla, Moio e Taormina, una ventina gli incendi in contemporanea fronteggiati dai vigili del fuoco nella provincia di Messina, sui colli San Rizzo che sovrastano la città dello Stretto, in azione 2 Canadair per spegnere con i getti d'acqua dall'alto diversi focolai. Le fiamme hanno provocato l'esplosione di alcune bombe del secondo conflitto mondiale, mettendo a repentaglio la vita di pompieri e uomini della Forestale. L'inquietudine vissuta dal commissario Giovanni Giacoppo. Un 15-20 li ho sentiti io. Le squadre che erano disposte a un certo punto, una dopo che sento questi boati, per oltre un'ora io non sono riuscito a contattarli. E vi dico che la paura è stata tanta per me, per queste persone, anche loro poi quando sono arrivate erano veramente provate di questa situazione. Tutto il territorio qui dei colli San Rizzo è infestato di questi vecchi ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale. Possiamo dire di sì. Purtroppo ogni volta che c'è un incendio succedono sempre questi, si verificano, soprattutto in questi punti.